Allora, siamo di nuovo in diretta. Allora, ritorniamo a noi. C'era l'aspetto appunto di completare questo decalogo dell'energia. Quali sono anche, ecco, vediamo un altro messaggio, che tanto stanno arrivando i messaggi. C'è poco da risparmiare, 195 euro di bolletta elettricità con tutta l'illuminazione in casa, a LED e di notte a batterie, non si può più vivere altro che. E tra l'altro adesso siamo conto che siamo in inverno, ci sono certe specie, le giornate sono più corte, non hanno protratto l'ora legale come sembrava essere un po' più utile, ma immaginiamoci d'estate con i condizionatori dell'aria, perché poi i condizionatori hanno dato una bella botta quando è stato, no? Però le si usano le stufe elettriche, però molti entrano in casa che l'appartamento è freddo e mettono la stufa elettrica, quindi non spendono di gas ma spendono di elettricità. Non so quale dei due sia più conveniente. Cosa dite? Prego Davide. Di sicuro è più conveniente l'energia elettrica in questo momento, perché il gas ha un costo piuttosto impegnativo. Adesso, per carità, speriamo che si adegui al ribasso come dovrebbe essere, visto che la materia prima all'ingrosso ha avuto una diminuzione, però è comunque ancora molto alto. Il problema dei prezzi delle materie prime però è un problema vecchio che precede quello della guerra in Ucraina e che riguarda dinamiche internazionali dove ci sono molti paesi in via di sviluppo che hanno bisogno più di gas, e noi purtroppo, soprattutto in Italia, produciamo energia elettrica in gran quantità con appunto il metano all'incirca il 50%, e di conseguenza subiamo tutto l'aumento dell'energia. Mi voglio riferire poi al messaggio. È vero che comunque anche i costi delle bollette sono, nonostante tutto, molto alti. Io spero che sia un periodo che, come è iniziato, poi anche terminerà. C'è qualche avvisaglia, insomma, di ridefinizione al ribasso di queste somme che dobbiamo pagare per avere l'illuminazione elettrica e gli elettrodomestici. È chiaro che risparmiare aiuta qualcosa in più, dopo che sia l'opzione principale per ottenere bollette meno salate, probabilmente non lo è. Lì bisogna intervenire con interventi strutturali se si hanno le somme, perché qui bisogna anche dire questo, che chi ha un piccolo capitale può anche decidere di installare il fotovoltaico o adottare altre strategie di produzione dell'energia elettrica, partecipare a comunità energetiche e quant'altro. Però siamo sempre lì, ci vuole un minimo di risorsa, e secondo me in questa fase la politica potrebbe fare molto, se non altro a livello informativo. Noi associazioni stiamo facendo la nostra parte, è bene o male, ci giudicheranno i consumatori, però sarebbe anche necessario un intervento forte delle amministrazioni pubbliche e private, ma anche nazionali, per dare una mano al cittadino in questa transizione energetica che non deve essere a danno dei più deboli. Ma infatti adesso chiedo un po' anche il vostro intervento, se volete. Adesso c'è questa direttiva europea inquietante per quanto riguarda l'adeguamento energetico degli edifici, no? Di miglioramento di 3 classi energetiche, comunque arrivare a una classe molto alta entro il 2026-2030, insomma pochi anni. Allora. Cioè, è inquietante anche questo, perché è impensabile poterlo fare sia in poco tempo, ma addirittura le associazioni di categoria degli artigiani anziché dei costruttori hanno detto impossibile, non abbiamo neanche la possibilità di far fronte ad eventuali ulteriori lavori. In casa non si usa più macchina del caffè, forno a microonde, la televisione mai più di 4 ore al giorno, e se mia moglie fa le patate al forno chiedo il divorzio. Caro telespettatore, ti capisco. Perché anche Sergio Taurino a casa non mangia più il pollo al forno. No, voglio dire, io sarei anche dell'idea che le patate al forno, vabbè, insomma, cioè vedi la mia mole, capisci anche che io sarei uno che apprezzerebbe le patate al forno. Però ho capito anche questo, che per ritornare dal faceto, ritornare al serio, probabilmente anche questi nostri comportamenti virtuosi aiuteranno sicuramente. Lei chiaramente ha fatto, diciamo, un calamburro esagerando su certe cose, però penso che sia anche importante, no,
dire alle persone che tengono la televisione accesa 20 ore al giorno, 16-20 ore al giorno, no, parlo delle vecchiette perché dico no, dice gli anziani come ma fanno per stare così sempre alla televisione? Però è vero che fa anche compagnia, è una fa cosa... anche compagnia. Dai, allora io capisco, si può ridurre non ci possiamo aggrappare. Io vorrei tornare alla tua domanda che la comunità europea veramente sta incominciando, vuole fare le nozze coi fichi secchi. No, ma c'è questa norma qua. Cioè, noi in Italia abbiamo il 70% che siamo proprietari di case, appartamenti che hanno una media dai 30, 20, 30, 40 anni e che neanche il 110% è riuscito a risolvere la cosa, perché ieri in televisione sentivo che il 3% dell'edilizia abitativa ha usufruito del 110%, nel senso che ha avuto dei benefici. Parliamo per esempio dei grandi condomini che adesso vogliono adeguarsi, no, alle nuove normative. Cioè, in un condominio però ci sono persone più che hanno magari qualche risparmio da parte, ma c'è quello che non ha i soldi. Cosa fanno questi qua? Cioè, si prendono il loro pezzo di appartamento e se lo portano fuori dal condominio. Allora, bisogna capire che questi accorgimenti, diciamo, questa rincorsa all'efficientamento energetico deve avere i suoi tempi, e noi siamo una nazione che purtroppo ha delle criticità veramente grandi. Poi anche dicendo, riallacciandomi a quello che diceva Davide, cioè io metto il fotovoltaico, mi chiama l'altro giorno una persona arrabbiatissima, e ha ragione, io veramente andrei là a Pescara e me li mangerei vivi. 8 mesi che ha fatto il fotovoltaico, cioè io ho speso 14.000 euro, ho messo il fotovoltaico e aspetto 8 mesi che tu mi agganci al GSE. Ma di cosa stiamo parlando? Lo Stato là deve intervenire, perché secondo me se io faccio un investimento mi dovresti premiare. Appena io metto, tu dovresti portarmi la spina direttamente e attaccarmela il giorno stesso, no 8 mesi, perché io è come se avessi preso una macchina, un'automobile, no, da 100.000 euro, perché come si dice, non inquina neanche allo 0,1000%, e poi cosa fai? Mi fa aspettare 8 mesi la macchina ferma là perché non c'è per fare la ricarica elettrica. A proposito, anche le macchine elettriche, adesso sta venendo fuori la questione che prima mi incentivi a comprare la macchina e poi dopo dove faccio rifornimento non ci sono le infrastrutture. Se non ci sono, è come uno fa si compra un treno e poi non fa la ferrovia. Stessa roba. Sì, non ci sono. Ecco, scusatemi la passione, però quando sento e vedo certe cose mi agito. Inutile che ci insegnate a risparmiare qualche euro quando gli aumenti sono completamente fuori dalle possibilità economiche di paghe e pensioni e colpiscono le spese ineluttabili. Sì, è vero, però tante volte ci sono in tanti casi in cui effettivamente anche la piccola attenzione fa la differenza. Ci stiamo prendendo in giro a cercare di risparmiare un euro sull'assicurazione che poi arriva all'Europa che ci butta nel cesso il valore dei nostri immobili. Signori, sveglia, l'Europa è la morte dell'Italia e degli italiani, scrive un altro telespettatore. Il problema è che ci sono dei tempi, l'Italia è diversa da altri paesi, però mi dicevano che ogni paese ha la possibilità di rimodulare questa direttiva generale a seconda della propria situazione, quindi bisogna anche ulteriormente informarsi anche meglio di questa direttiva che è uscita, perché forse ci sono delle scappatoie purché si intervenga normativamente e penso anche nei tempi utili. Cioè, questo mi hanno detto, c'è possibilità di discussione di questa cosa qua. Velocissima la risposta perché visto che siamo in chiusura. Signore, dove ce l'ho va tutto bene quello che lei ha detto, però lei si è fermato al titolo. No, il titolo è l'Europa dice che entro il 2008 bisogna efficientare energeticamente. Le dico soltanto che è solo un pronunciamento, poi ci sarà come in Europa, l'ho sentito ieri alla televisione, quindi non sto riportando qualcosa di mio. Bisogna Cottarelli, lo nomino, tanto lui velocissimo. Bisogna che passi al Consiglio europeo, Parlamento europeo, cosa si chiama è ratificato, a parte che ci vorranno secondo me anni. Comunque in ogni caso, come diceva Elena, c'è la possibilità che nella rendiconto di tutto questo si allunghino i tempi, perché ogni nazione potrà usufruire di eventualmente di aggiustamenti. Capisco che il suo immobile, come anche il mio, si svaluterà se non faccio questa cosa,
Però insomma, vediamo un attimo di non far correre troppo quelli che ci vogliono efficientare e di essere anche, come si dice, più realisti del re, insomma, ecco, certo. di avere le nostre Allora io vi ringrazio risorse. tantissimo, Davide Cecchinato, presidente Grazie di a voi. Consone Veneto, Sergio Taurino, presidente ad hoc Veneto, Grazie e anche a voi. naturalmente la Giovanna Capuzzo di Federconsumatori del Veneto, che non è potuta Diamo un venire, bacio a Giovanna Capuzzo che la in ringraziamo, diretta, perché lei è una colonna portante come con le 3 associazioni del consumatori. trio qua a Medusa. Nel sito potete vedere, nei vari siti, nei loro siti potete vedere tutte le sedi che sono disponibili, aperte per andare a chiedere una consulenza, un aiuto, un supporto. Ci sono poi le procedure conciliative che sono importanti, di cui abbiamo parlato meno, ma queste comunque esistono sempre. Detto questo, rivedete in replica le nostre puntate anche sul nostro sito. Grazie, buon proseguimento, e a voi buon lavoro naturalmente. Grazie. Bravi.